Alla Biblioteca Marciana di Venezia è stata presentata la riproduzione in facsimile del breviario Grimani, prodotta dalla Salerno Editore con il sostegno della Regione. È uno dei più famosi e preziosi codici fiamminghi del Rinascimento. Il breviario fu acquistato dal cardinale Domenico Grimani nel 1520 e lasciato poi in eredità alla Repubblica di Venezia. Grazie alle tecnologie moderne, quelle che fino a ieri non c'erano, un qualcosa di inestimabile valore culturale, che era riservato a pochissime persone, oggi viene messo a disposizione di tutti quelli che vogliono dedicare il loro tempo a studiare un periodo, una storia, una espressione dell'arte fra le più elevate della nostra storia. Dal piano territoriale regionale di coordinamento passa il Veneto di domani. Si tratta del piano che regola il futuro del Veneto in tutti i campi. L'assessore Marangone è impegnato ad incontrare le associazioni di categoria e le amministrazioni locali per fare sintesi e definire le linee di sviluppo di quello che sarà il terzo Veneto. Ora siamo 4.800.000. All'inizio degli anni 60 il Veneto aveva 1 milione di abitanti in meno, quindi 3 milioni e 8. Fra 15 anni avremo circa 15-18 anni, altri 750.000 persone. Sono evidenti le regole da mettere in campo per avere sviluppo sostenibile e maggiore mobilità. A Vicenza è stato presentato il cofanetto dal titolo La Grande Guerra, storia di una terra e del suo popolo, che verrà distribuito in tutte le scuole superiori del Veneto. Contiene un volume, un CD interattivo e un DVD. È rivolto a tutti i comuni del Veneto e a tutte le associazioni combattentistiche d'arma che di recente la nostra regione con una legge ha riconosciuto per l'alto valore morale di trasmissione della storia della nostra tradizione. Ecco, il 2008 è stato un anno importante per la nostra regione, proprio per l'aspetto della memoria storica. Vogliamo che questa si protragga e sia ancora oggetto di conoscenza. A Treviso è stata presentata la gestione associata intercomunale di servizi ai cittadini e alle imprese tra Un'Industria e 13 comuni dell'area di Conegliano. E sono sicuro che questo progetto, che è un progetto pilota in questo momento, perché lo facciamo solo circoscritto in questi comuni, si possa allargare in tutto il territorio trevigiano e poi su questo esempio mi auguro che altre province o con l'industria o con altre associazioni di categoria si possa portare avanti questo discorso che per noi è essenziale per un futuro migliore per gli enti locali. La sicurezza non è un hobby, è la vita, è il titolo di un manuale a vignette sulla sicurezza nei cantieri edili per lavoratori stranieri che in Veneto sono il 50% della manodopera. A presentarlo l'assessore ai flussi migratori De Bona insieme agli autori e alle associazioni di categoria. Spesso gli incidenti sul lavoro sono dovuti alla difficoltà di capirsi. Il manuale riporta didascalie in 5 lingue.